Settimana intensa di avvenimenti sportivi, quella trascorsa con la SEA Paragona, promossa in Serie B2, che vince sulla squadra del Pedara in appena 3-7, aggiudicandosi così la finale di playoff del campionato di Serie C. Un risultato importante per la squadra del presidente Nino Di Giacomo, che ha come progetto quello di riportare la squadra in Serie A entro il più breve tempo possibile. Il primo passo è stato già fatto con il salto in Serie B2. La partita è stata nettamente in mano ai vincitori, con i 3-7 terminati in vantaggio. Il primo chiuso con 25-21, il secondo con 25-23, il terzo con 25-19. Soddisfatto il presidente Di Giacomo, che afferma a fine partita come è giusto che sia finita così, per i sacrifici e per la squadra che abbiamo allestito, ringraziando ovviamente gli allenatori Franco Ascollo e Caterina Gotte, che hanno ben motivato le giocatrici. Si è svolta nel contempo anche la finale provinciale del torneo giovanissimi di calcio, vinta dopo i tempi supplementari dalla squadra allenata da mister Talluto, la città di Ribera, che ha battuto il Forte Ravanusa allenato da Peppe Lumia. I calciatori sono stati premiati a fine partita con coppe e medaglie da Stefano Valenti, presidente della FIGC, dal vice Angelo Caramazza e dal componente Tonino Butera e dal presidente dell'Associazione Italiana Arbitri di Agrigento, Gero Drago. È stata alla fine una bella partita per i giovanissimi calciatori, giocata con tanto agonismo, grande vivacità nei limiti della correttezza sportiva. E per finire si è concluso anche il campionato di terza categoria, con la squadra dell'Atletico Favara promossa in seconda categoria, che ha battuto il Vigata Calcio con un sonoro 6-1.